Presidente Serracchiani, oggi varata la più grande nave mai uscita dai cantieri di Monfalcone e annunciate altre 2 navi nei prossimi anni. Non solo un grandissimo orgoglio, ma stiamo parlando di posti di lavoro, di economia importantissima per questa regione, per la città di Monfalcone, ma direi per tutto il paese. Quindi è stato quanto mai opportuno, giusto, corretto e anche determinante aver continuato ad investire nella cantieristica navale. Abbiamo dimostrato all'Europa qualcosa? Beh, diciamo che all'Europa abbiamo detto che stare insieme si è più forti, lo abbiamo fatto con i cantieri di STX, dove Fincantieri ha una posizione importante e credo che sia stata anche una scelta molto lungimirante, sia per quanto riguarda la parte difesa, sia per quanto riguarda la parte crociere. Oggi poi c'è stato questo matrimonio, così l'ho definito, tra 2 player globali come MSC e Fincantieri e credo che insomma il nostro paese non possa che esserne davvero orgoglioso. Benedetto dal Presidente della Repubblica. Il massimo di quello che si poteva sperare e quindi direi proprio che i cantieri di Monfalcone hanno anche una prospettiva insomma, importante, anche perché la firma del contratto che farà oggi il Ministro Del Rio con MSC e Fincantieri per altre 2 navi è un segnale importante di crescita.